14 la sua quota. Allo stacco della macchina lottano su di una linea all'interno Pilota e all'esterno Princess Wild Beat, quest'ultimo che va a chiedere ad ottenere strada nei confronti di Pinapple GD che svolta di galoppo, parteggia in seconda posizione Pilota, prende subito in mano Andrea De Muro con Princess Wild Beat, concede il via libera alla sopraggiungente Pilota, pressata da vicino da Phaeton SD che è filtrato molto bene dalla seconda fila, che va a sua volta a gravitare ai lati di Pilota dopo i primi 400 metri in 29,6 davanti alle tribune. Pilota lascia sfilare al suo esterno il 10 di Phaeton SD, rimane così scoperto Peach Plant, il favorito della corsa, all'altezza dei primi 600 metri in 44,1. Peach Plant va a gravitare all'esterno di Pilota che segue sempre in seconda posizione Phaeton SD. Le mosse di Peach Plant sono seguite da Peter Fonda che però si getta di galoppo a 800 metri di corsa. Seconda frazione in 29,7 si cammina a 59,3 con Peach Plant che va a mettere pressione, attacca deciso all'imbuco della direttura opposta il leader Phaeton SD, prende 3/4 di margine al chilometro percorso in 1,14,3. Peach Plant tende a sopravanzare Phaeton SD che rimane comunque in seconda posizione seguito da Pilota che è richiesta, mentre si avanza all'esterno il 15 di Pellegrini più 400 metri dal palo, 29,3 anche questa frazione con Peach Plant che ha scavato solco importante nei confronti di Phaeton SD che sembra lungo, avvicinato in diagonale da Pilota più all'esterno si propongono Pellegrini più e a centropista anche FBAS. A metà dell'ultima curva è nettissimo il vantaggio di Peach Plant che imbocca la direttura con una trentina di metri di vantaggio nei confronti di FBAS che è la più diretta inseguitrice del leader Peach Plant che comunque arriva a traguardo in solitaria in 1,58,5, 30 di chiusa, secondo posto per